dicevo, non dico la fine della carriera, ma oramai con una carriera agonistica lasciata alle spalle, quindi si apprezza ancora di più perché è un momento, quando vinci, tra virgolette, durante un periodo fortunato di vittorie, ogni vittoria assume un valore diverso rispetto alla prima o l'ultima. Direi che questo premio arriva dopo vittorie dimenticate, quindi particolarmente sentite, poi come ho detto, ribadisco, originato anche dall'interesse verso di me, dalla vostra piattaforma, dalla piattaforma di Trieste, degli sportivi, degli appassionati che hanno sollecitato il comune / il sindaco a darmi questo premio, quindi ancora maggior valore alla medaglia. A Trieste la lega ovviamente la sua infanzia, ma la lega anche una parte della sua carriera, della sua seconda carriera, quella giornalistica e di conduttore, quello che Beh, allora, ricordiamo questo periodo, no? Quando le dirette non erano permesse alle TV di Berlusconi. Io sono rimasto legato a Italia 1, prima Antena Nord i primi 2 o 3 anni, poi passata come Antena Nord e diventata Italia 1. Non potevamo fare le dirette, registravamo Grand Prix e poi in differita e poi lo mandavamo in videocassetta e il giorno dopo in tutta Italia sembrava diretta. Però era emerso che le televisioni tipo Telemonte Carlo, Telecopper, Telecapodistria potevano fare le dirette. Allora Berlusconi fece un accordo e io venivo con, non mi ricordo chi c'era in quel momento con me, venivamo a fare le dirette della Formula 1 da Telecopper. Quindi c'è un link al di là di Trieste anche di questo tipo, insomma. Il mondo della Formula 1 è cambiato drasticamente dai suoi tempi. Adesso con le nuove regole si è fatto un passo indietro, per così dire. La Formula 1 è cambiata, queste vetture sono più potenti e si è fatto un piccolo passo indietro per rendere forse più interessante la Formula 1 che ultimamente. Ti sei quasi autorisposto. La Formula 1 è cambiata di regolamenti, magari un po' di immagine, ma vista la prima gara in Australia è molto migliorata per quello che sono noi, per quello che sono i fans della Ferrari e per la battaglia che c'è stata in pista tra Mercedes e Ferrari finalmente. Non dico ad armi pari, però praticamente vedremo nel proseguo, ma oramai il primo mattone dimostra che il nuovo regolamento ha centrato l'obiettivo che hai detto tu di creare maggior coinvolgimento, interesse, emozione, adrenalina. Dai suoi tempi la Formula 1 ha partecipato a 36 Gran Premi, ha guidato Ferrari di tutto di più. Di tutto di più. Beh, cioè, erano altri momenti, ma era anche, lo dico sempre, era anche il mondo diverso 50 anni fa. Non dico che ci fossero i Beatles che oggi non ci sono più, però c'era proprio una situazione delle vetture di serie, delle strade di tutti i giorni. Le piste corrispondevano alla realtà delle strade, le macchine da corsa. Oggi una Panda ha maggiore tenuta di strada di quella che era la Formula 1 dei miei tempi. Al Nürburgring, parlo del vecchio, una Turismo 2000 fa dei tempi più veloci di quello che è stato il record di Jackie Stewart con la Tyrrell al Nürburgring da 23 km. Penso che sia molto significativo. Una Formula 1 più fisica, piace di più? Se ci fossero delle belle ragazze a guidare la Formula 1 piacerebbe di più. Il fatto che invece i piloti di oggi secondo me non sono più, salvo qualcuno, i personaggi di una volta. La loro vita privata, salvo Hamilton, è molto privata, quindi non vivi il personaggio sì nell'abitacolo, ma sai quali possono essere, puoi intuire le sue emozioni cerebrali eccetera. Sono tutti uguali, sono tutte delle fotocopie l'uno dell'altro. Che vincano, che arrivino terzi o che arrivino setti, vincono, dicono tutti le stesse identiche cose fotocopiate dal Gran Premio precedente. Per concludere, il suo ricordo più bello della Formula 1, nel mondo delle corse in generale? Beh, nel mondo delle corse, come dico, chi è il più grande campione della storia, ogni campione vive il momento della sua storia. Non esiste uno, esistono certo quelli che scavalcano gli altri, ma non può essere uno solo più grande di tutti. E anche per me dipende, quando una vittoria, un momento felice arriva dopo un momento difficile, allora la vittoria assume un valore di rivalsa, di ritorno a dimostrare di essere competitivo. Direi che ci sono due momenti particolari, tre momenti. Quando ho vinto con la GTA il campionato europeo nel 1966, il primo, poi l'ho rivinto nel 67, ma già il secondo non aveva il sapore. Ero giovane, ero pilota sì professionista, ma il campionato europeo insomma non c'era un mondiale turismo come oggi. Il secondo momento è stato la vittoria temporale argentina con la Ferrari Formula 2, ma battendo gente come Jochen Rindt, Siffer eccetera,
perché dopo l'incidente che avevo avuto grave a Brands Hatch con la Ferrari Formula 1 ed ero messo in discussione nella mia capacità prestazionale, e poi marchio di fabbrica nel 1971 vincere con l'Alfa Romeo 33 3 litri la prova di campionato del mondo prototipi a Brands Hatch, la 1000 km, perché dopo 21 anni, ultima vittoria di Fangio con la P159, l'Alfa Romeo la riportava alla vittoria in una prova mondiale. Insomma, a quei tempi poi il presidente Luraghi, c'era un rapporto con questi top manager che oggi non esiste più, è molto difficile che esista. Per concludere, cosa l'ha portata, cosa l'ha spinta, cosa l'ha esortata ad aprire una scuola di guida sicura? Beh, vorrei sottolineare, guida sicura è inflazionato ormai. Siamo partiti come guida sicura perché non esisteva solo la guida sportiva. Pensavano che guida sicura fosse bacchettona, invece le grandi aziende con le flotte volevano la guida sicura. Il genitore col figlio neopatentato non voleva ti insegno ad andare più forte, ti insegno a guidare con maggiore sicurezza, quindi con qualità, come nello sci, ti insegno a non cadere perché sci bene. Se guidi bene hai più margini e quindi sbagli meno e sei anche dinamico e reattivo di fronte all'emergenza. Questo è stato l'obiettivo, perché l'Alfa Romeo fu acquisita da Fiat nell'88 e volevano dimostrare che una vettura a trazione anteriore era altrettanto sportiva quanto la posteriore. Non c'era elettronica, non c'era tecnologia allora, quindi le macchine erano solo meccanica, e io dissi facciamo un concetto di guida sicura perché un'anteriore nella guida di tutti i giorni per la strada è più sicura di una trazione posteriore. Progetto approvato e fortunatamente le cose sono partite alla grande verso l'alto. Oggi ha davvero una squadra incredibile che porta avanti questa scuola, 60 istruttori, oltre 50 macchine. No, ben più di oltre 100 macchine, fortunatamente lavoriamo in tutto il mondo, non solo per l'Italia, e facciamo tutte quelle attività per dei brand come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Abarth, che non sono legate al racing ma sono legate appunto al miglioramento, alla presentazione del prodotto e ai valori dinamici del prodotto. Andrea De Ardinici, grazie per la sua disponibilità. E un saluto a tutti voi, non mi vedete, mi sentite, ma andate a rivedere eventuali registrazioni di Telecopper. Grazie.